Daydreamer, anticipazioni domenica 29 novembre. Jeanne e Sanem passano una notte romantica insieme. In agenzia Sanem spiega tutto a Gégé e gli dice che forse Jeanne se ne andrà. Gégé è sicuro che Jeanne andrà in ufficio. Sanem vuole stare da sola e concorda con Gégé che sia meglio andare a piangere in archivio. Leila si reca da Emirè chiedendo di parlare di Jeanne e Sanem. Vuole il suo aiuto perché ritiene che debbano essere felici. Sa bene infatti che Sanem ha ceduto il profumo per amore di Jeanne. Emirè le chiede se lei vuole essere felice e Leila risponde di esserlo già. Emirè è convinto che Leila abbia accettato la proposta di Osman perché è convinto che lui fosse tornato con Eileen, ma lei risponde che loro non sono fatti per stare insieme. In ufficio arriva Jeanne e all'inizio ignora Sanem. Lei allora gli mostra il lavoro fatto per la Red Mod. Intanto Sanem parla nuovamente con Gégé, è molto affranta, sicura che la fortuna le abbia voltato le spalle. Jeanne non la guarda nemmeno in faccia, ma Gégé le intima di non mollare. Sanem va in ufficio da Jeanne, parlano di lavoro ma è evidente l'attrazione tra i due. Jeanne è a disagio per la troppa vicinanza, ma arriva Pauline a interromperli. Sanem esce dall'ufficio e Pauline parla con Jeanne cercando di convincerlo ad andare all'estero. Lui è convinto che gli farebbe molto bene. Emirè informa Jeanne di aver parlato con l'avvocato e che avranno indietro da Eileen le loro azioni. Poi Jeanne dice che ha bisogno di riposare e chiarire i suoi pensieri, quindi chiede al fratello se riuscirà a gestire da solo l'agenzia per un po'. Poi aggiunge che andrà ad Agba e non vuole che la madre lo sappia, ma la donna ha già sentito tutto e informa immediatamente Pauline. Emirè riferisce a Leila che Jeanne andrà fuori città per riflettere sull'offerta di Pauline, quella di andare a lavorare all'estero. I due pensano che sia giusto che lui e Sanem possano passare del tempo insieme da soli e chiarirsi. Sanem è contraria ad andare, è molto ferita perché lui non parla più con lei, ma con Pauline. Leila le consiglia di chiedergli perdono, ma lei non ritiene la cosa facile perché ora lui è interessato a Pauline e non a lei. Leila cerca di convincerla a non lasciare Jeanne da sola ad Agba per 2 giorni. Sanem immagina di trovare Jeanne e Pauline da soli e di reagire in maniera spropositata e comica. La ragazza si convince così di potercela fare con la sua intelligenza e accetta di seguire Jeanne. A casa Sanem convince Mekibe che debba andare ad Agba per 2 giorni, per motivi di lavoro. Leila cerca di sviare la curiosità della madre chiedendole come stia andando la vendita del biologico. In camera poi Leila consiglia a Sanem sugli abiti da portare con sé e le racconta del discorso fattole da Emirè. Aggiunge che ama Osman ed è felice e serena con lui. In seguito arriva Jan e vorrebbe condividere i suoi problemi d'amore anche perché è innervosita poco prima da Zebejet. A casa di Ivit, Yuma cerca di sapere dove stia andando Jeanne, ma lui glissa il discorso e Mirre le fornisce un indirizzo falso. Le dice che il fratello va a Sapanca, ma lei non può andare con lui. Mentre Jeanne parte in auto, Sanem raggiunge Agba con il taxi. Inizialmente lei cerca di non farsi vedere, tra varie divertenti peripezie, ma poi l'incontro con Jeanne è inevitabile. Jeanne è irritato della cosa e Sanem sostiene che sia una coincidenza, ma lui non le crede neanche un po'. Così la ragazza gli dice di essere lì per partecipare a un seminario. Lui avverte che vuole stare da solo e pensare. Lei aggiunge che qualsiasi cosa abbia fatto, l'ha fatto per amore. In ufficio intanto Leila racconta tutto a JJ, ma lo obbliga a mantenere il segreto. Arriva la signora Yuma e fa domande sul bilancio, poi la chiama Pauline che le dice che l'indirizzo è sbagliato perché in hotel Jeanne non c'è. Pauline vorrebbe tornare a Istanbul, ma Yuma le dice di aspettare, che cercherà di trovare l'indirizzo esatto. Jeanne e Sanem si incontrano nel vialetto e parlano dei servizi offerti dell'hotel. Sanem invita Jeanne a partecipare al seminario, ma lui non vuole. Allora Sanem gli chiede perché ha tanta paura di perdonarla. Intanto Yuma chiede a Mirre perché le abbia dato un'informazione sbagliata sul luogo dove si trova Jeanne e Mirre le dice che forse Jeanne non vuole che qualcuno lo sappia. Yuma è nervosa e maltratta pure Leila, così Mirre le chiede scusa per il comportamento della madre. Alla fine Jeanne segue Sanem nel parco a fare yoga. I due si siedono vicino, parlano tra loro e si dicono che sono di nuovo amici. Durante la seduta Sanem non permette a nessuna ragazza di avvicinarsi a Jeanne e lui la lascia fare compiaciuto, contento che lei continui ad abbracciarlo.
Poi la gira verso di sé e stanno a lungo con i visi molto vicini. È innegabile la chimica che c'è tra i due. Sanem e Jeanne sono ancora fuori città. Sanem, durante la lezione di yoga, fa alcune domande al maestro, dicendo che sta chiedendo consigli per una sua amica. Vuole sapere come riuscire a non perdere qualcuno. Così Jeanne interviene irritato, tirando fuori il discorso delle bugie. Il maestro suggerisce di parlare per risolvere i problemi. Sanem aggiunge che lui non parla ma urla. Il maestro fa alzare tutti in piedi e poi li invita a gettarsi indietro sul proprio partner. Jeanne trattiene Sanem e non la fa cadere. Lei gli dice che sapeva che l'avrebbe presa perché si fida di lui. Intanto Uma si serve di Gege, riuscendo a farsi rivelare dove si è rifugiato Jeanne. Gli intima poi di scrivere immediatamente l'indirizzo, pena il licenziamento. Scende la sera e Jeanne e Sanem si incontrano per caso nell'ambiente comune. Lui è ammaliato dalla bellezza di lei e continua a guardarla. Jeanne non vorrebbe, ma il maestro sente la chimica tra i due e consiglia loro di sedersi allo stesso tavolo per la cena. Una volta seduti, complice l'atmosfera apprezzata da entrambi, Sanem condivide con Jeanne il suo sogno d'infanzia, quando sognava di essere una principessa e di ballare con un principe. Aggiunge di aver capito che in realtà i principi non sono così. Inizia la cena, Jeanne e Sanem continuano la conversazione ed entrambi apprezzano il cibo. Poi interviene nuovamente il maestro, contento di vederli parlare, ma desideroso che ballino insieme. Così gli dice che se proprio non vuole ballare con Sanem troverà qualcun altro. Allora Jeanne accetta. Il maestro suggerisce di chiudere gli occhi e di lasciarsi andare alla musica. I due lo fanno, ma poi Jeanne si risveglia come da un sogno e dicendo di essere stanco le dice che andrà a riposare. Per questo lui si trova lì. Sanem va in camera a letto, ma il riscaldamento non va e lei ha freddo. Allora si reca alla reception e cerca di risolvere il problema, ma l'addetto alle riparazioni arriverà il giorno successivo. Jeanne allora nei paraggi proprio in quel momento dice che possono scambiarsi di stanza. Alla fine Sanem va nella stanza di Jeanne che la fa accomodare sul divano. Mentre lui sta nel letto matrimoniale, Sanem si lamenta di questo, mentre Jeanne legge un libro. I due discutono e alla fine, dopo che minaccia più volte di andarsene, Sanem si mette a dormire nello stesso letto, sebbene uno da una parte e uno dall'altra. La coperta però non è abbastanza per entrambi e i due se la contengono nel dormiveglie. L'indomani Jeanne e Sanem si risvegliano abbracciati e si danno il buongiorno, giocando teneramente con i loro nasi. Ma suonano alla porta e arriva inopportuna Pauline a rompere l'idillio. Jeanne le chiede cosa stia facendo lì. Lei gli dice che ha saputo da sua madre dove si trovava e che deve parlargli. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!